La Cantera, parte terza, Misteri d'Italia. L'operazione di Calabria si è conclusa, con naturalmente una vittoria. Dentice, Pasquale Petrone, nome in codice Lo Squalo. Fa parte del tridente insieme al K, il Dentice e lo Squalo. Loro erano l'avamposto in Calabria. Poi, 27 luglio, la Mezza Terme fu scalda. Un ducato metallizzato sfreccia. Ma chi l'ha procurato? Chi l'ha restaurato? Chi l'ha messo in moto? Gianluca Novarino, nome in codice PP, professione carrozziere. L'uomo che intesse la tela coi campi nomadi. Roma, Sinti, Zingari non hanno segreti per lui. Fabrizio Falletto, nome in codice Panama. L'uomo della grande distribuzione, plenipotenziario di un parco commerciale. Gian Vittorio Principale, il principe. Il titolare del quartier generale della Cantera, pizzeria Cassiopea, Graziano Cauti, Margherita. Giorgio Partiano, Carpa, servizi segreti ittici. La lunga mano della Cantera nella RAI. Andrea Cafasso, nome in codice Antenna. L'uomo del trasporto degli esplosivi, Francesco Rizzolo, nome in codice TDM. Johnny Falletto, detto lo storto, quando le cose vanno male lui le raddrizza. Nello Stadium, Andrea Giannelli, nome in codice Controllore. Ultimo grande mistero d'Italia, Anfisiato, rigore per la Juve. Un mistero che non risolveremo mai. Bravo! Amici, vi avevo promesso un colpo di scena, ma in realtà sono due. Ve ne anticipo il primo. Con un abile colpo di mano, il coach, la mente criminale della Cantera, ha cancellato i video di ieri sera, così vi dovrete risciroppare di nuovo al prossimo video. Secondo colpo di scena. Quello che vi ha narrato la storia non era Romano Del Mastro, che è stato eliminato, ma ero io, il suo sosia, Rocco Manolesta, preciso!